vivere tutti meglio. È vero, bravo sindaco, bravo, bravo sindaco. Posso per sì. favore? Che? Perché a me piacciono i sindaci, lei lo sa, mi ha fatto fare... Ha paura il sindaco, se lei va qui e dice a me piacciono i sindaci, il sindaco... A me il sindaco piace, poi Gran Michele, uno dei miei paesi preferiti, posso fargli un gioco al sindaco di Gran Michele? Sindaco è per favore? d'accordo? Vabbè. Sì, sindaco mi permette, io faccio il mago. Oggi... Potremmo chiedergli di fare comparire un po' di soldi. così Ecco, mago, aiutiamo i nostri Se famosi. facevo comparire i soldi non ero qua a fare i giochi ragione, Mago, va è bene la vero. trasmissione, Bravo. stavo da qualche altra. Signor sindaco, lavoriamo con il mazzo, Sì. il mazzo del mago. Sì. Volevo dire a tutti quanti Sì. che il mazzo del mago Sì. è più grande del normale. Lei è cretino, ma che dici in televisione il mazzo del mago è più grande del normale? No, le dico la verità, il mazzo del mago è più grande del normale, vede? Che ha un grande mazzo, era come il grosso pennello. Volevo dire a casa Sì? che è il mazzo più grande del normale, non io più piccolo, perché le prospettive televisive io lo so come vanno. Vabbè, Allora- mago, lei è tascabile comunque. Sì, ma questo è grande. Signor sindaco, io vorrei avere l'onore di darle questo mazzo e lei deve mescolare. Le va? Apra la mano, tenga questo mazzo, mescoli. Se lo lasciamo sempre bene. È una cosa virtuale. Non sono molto bravo. Vabbè, ma è proprio per questo io ho dato Si invisibile. faceva così una volta, no? Lei è bravissimo. Guarda, il sindaco gioca a carte. Sindaco, apra a ventaglio. Apra a ventaglio con una mano. Apra. Ci sbaglio sempre. Giriamo a sinistra. Apriamo il ventaglio. Ah, ecco, aperto. Prenda una carta, la guardi e la memorizzi. Ora, realmente, lei deve immaginare una carta in mano. Stiamo lavorando con un mazzo di scala 40, quindi cuori, quadri, picche e fiori. Chiuda, mescoli, butti in aria, facciamo scena. Un applauso al sindaco! Bravo, sì. Bravo! Esperimento riuscito! Esperimento riuscito, questo è un Ti ho gioco fatto fare virtuale. brutte figure. Questo è un gioco virtuale, scusi. No, perché il signor sindaco Sì? ha preso una carta, Sì. l'ha guardata e l'ha rimessa nel mazzo al contrario. Sì. Ci può dire a tutti che carta ha girato? Il 2 di cuore. Ma come no, mago? Lei non può fare, no. No, magari vuole cambiare in 5 di picche. No, mago, il sindaco ha visto il 2 di cuori. Magari la vuole cambiare in 5 di No, picche. se ha visto il 2 di cuori non è che... Ha detto il 5 di picche? No, ha detto il 2 di cuori, mago, non mi faccia fare sta brutta figura in TV. Ora, signore, non solo troverò Eh. come unica carta girata lì il 2 di cuori, Bravo. ma la trasformerò pure in 5 di picche. Ma che dice? Mago, allora, lei è mago se trova il 2 di cuori, perché il sindaco ha pensato al 2 di cuori. Con tutte le carte. Signori, il mazzo è sempre rimasto là. Non faccio altro che in maniera televisiva andare Televisiva, dal mazzo di carte, aprire questo mazzo di carte, Sì. signori, e aprire il mazzo di carte a ventaglio. C'ho tutte le carte dritte, se notate, tutte meno che una. Signori. Non è possibile. Mamma mia. Miracolo! Ma io già sapevo che il signor sindaco avrebbe scelto il 2 di cuori, in quanto è l'unica carta rossa in un mazzo di carte blu. Ma che bravo, mago Peppo. Però, Garantisco che non eravamo d'accordo. Non eravate messi d'accordo. Però l'applauso del pubblico è un po' che dice vabbè si saranno messi d'accordo. Però il sindaco ha detto che non sono messi d'accordo. Lo so, sindaco, però guardi l'applauso. Pensate che ci siamo messi d'accordo? Come sì? No. Che bastardo. Non si dice in televisione, Ho mago. capito, però non Pensa, si è messo d'accordo. Allora, una del pubblico, una. Signorina, lei sì. Se fosse stata qua, che carta avrebbe scelto? Lo dica a voce alta. Aspetta, ci vuole, vabbè, entra nell'ambiente. Hai visto? Il 2 di cuore, la stessa carta. No. Signorina, vuole il 2 di cuori? Il 2 di cuori, signorina, è sicura? Io non è per rispetto, però al sindaco col mazzo grande e alla signorina col mazzo piccolo. Il 2 di cuori, se lei fosse stata qua avrebbe scelto il 2 di cuori. Io non faccio altro che prendere questo pacchetto, prendere le carte, aprirle bene a ventaglio. Ci sono tutte le carte dritte, tutte meno che una. Mamma mia. Signori. No, non è possibile. Ma che bravo il nostro mago, perché il 2 di cuori! Signor sindaco! Mago, ma lei è bravo allora! È bravo veramente. Mago, lei è veramente bravo! Grazie. A guardarlo non ci avremmo creduto, ma è veramente bravo. Beh, hai visto? Signor sindaco, grazie di tutto. Sappia che io Bravo, vado spesso a Gran Michele a mangiare Bravo, la salsiccia mago. del mio amico Ciccio. Grazie sindaco, grazie! Buon lavoro, resti comodo, resti comodo! In bocca al lupo!